esce l'anello. A Diosa non poto riposare. Un gioiello pensato e realizzato dalla gioielleria di Sebastiano Rosas a Nuoro. L'anello a Diosa, simbolo di unione e amore per la persona che ami. Lo trovi Buonasera a tutti e benvenuti in eccellenza. Questa sera la Nuorese presenta non solo una categoria, presenta l'eccellenza della Società Nuorese Calcio 1930. L'eccellenza fatta non solo dai giocatori che dietro di me sono raffigurati e che ci hanno regolato un sogno, l'eccellenza fatta di una dirigenza che si è dimostrata nell'anno determinata e coraggiosa in certi momenti, l'eccellenza fatta dai tanti tifosi che ci hanno supportato nel corso dell'anno adattandosi a fare le più disparate mansioni, l'eccellenza dello staff tecnico, dello staff medico, l'eccellenza dei tifosi che ci hanno per tutto l'anno supportati e ci hanno incoraggiati. Grazie. Questa serata è stata realizzata grazie all'iniziativa del presidente del centro commerciale del Corso, che ci ha voluto fortemente, e anche lui lo mettiamo dentro alle eccellenze della Nuorese, perché ci ha mostrato, e è Salvatore Piredda, e vorrei fare un applauso perché ci ha dimostrato una disponibilità nel adattarsi alle nostre esigenze che veramente ci ha commosso. Grazie Salvatore. Un altro ringraziamento va a colui che ha realizzato tutto quello che vedete. Salvatore Mattana non ha bisogno di certo della mia pubblicità, ma è un professionista straordinario, è un socio della Nuorese e ci ha voluto regalare questa splendida scenografia. Quindi ti ringrazio Salvatore, sempre prezioso, e devo dire che Salvatore è stato anche quello che ha curato il service in uno degli eventi più importanti dell'anno, che è stata proprio la partita con il Cagliari, e abbiamo ricevuto complimenti anche in tal senso, quindi grazie ancora. In tutta la stagione sportiva abbiamo avuto delle foto, delle immagini che quotidianamente quasi pubblicavamo sui nostri social, sulla pagina Facebook e su Instagram, e erano le foto, le immagini straordinarie di Sara Mameli e Massimo Locci. Grazie veramente. Avete immortalato una stagione di promozione, ma che già aveva quel sapore di eccellenza soltanto dalle immagini. Ancora ringraziamo Riccardo Florenzi, che ha regalato alla Nuorese l'anno scorso un video di presentazione che purtroppo questa sera non abbiamo potuto mandare per problemi tecnici, e Alessandro Pintus, un fotografo anche lui bravissimo, che nella partita con il Cagliari e nelle altre partite ci ha regalato anche lui delle immagini bellissime della nostra squadra. Ora, per la gioia dei nostri calciatori, presento un giornalista vero che durante tutto l'anno vi farà le interviste, perché si lamentavano che fossi io, che notoriamente non capisco niente di calcio, a fargli le interviste. Adesso avrete un professionista e quindi lo presento, Francesco Tuffo.
microfono. Francesco, benvenuto intanto. Grazie. Ci siamo, sì? Sì, ti senti. Ok, grazie, buonasera. Perdonate un po' di emozione fisiologica con il nostro direttore operaio Mauro Farris di Directa Sport. Giriamo tutti i campi, giriamo in tutte le piazze, raccontiamo 40 discipline, forse qualcuna in più ormai, per insomma essere nella propria città, presentare quella che poi è la squadra del cuore, la squadra che ho sempre seguito fin da bambino. È qualcosa di speciale, quindi perdonate se ogni tanto qualche sillaba verrà ripetuta, se ci sarà qualche strafalcione linguistico, almeno per oggi, insomma. Vi chiedo scusa in anticipo. Ho parlato di Mauro Faris e di Directa Sport, che sarà media partner della Nuorese in questa stagione. Seguiremo tanti match della Nuorese, sia nella produzione delle gare che poi nel post partita, ma produrremo anche contenuti dedicati all'attività settimanale della Nuorese. Dedicheremo tanta attenzione anche al settore giovanile, che merita un'attenzione particolare, perché questa nuova società che si è insediata 12 mesi fa con quel pizzico di paura e incoscienza ha investito tanto anche nel settore giovanile. Ne parleremo sicuramente nel corso di questa serata. E le prime persone che andremo a presentare, a portare qui sul palco, sono persone che hanno fatto crescere questa società tanto da un punto di vista proprio mediatico, da un punto di vista della presenza sui social, con un ottimo lavoro. L'ho sempre voluto sottolineare, anche forse creando qualche imbarazzo, perché poi stiamo parlando di due bravi professionisti, ma stiamo parlando anche di due miei amici, che però sono bravi, non lo dico per questo motivo, ecco. Chi sono? Sì, vabbè, loro sono più famosi di noi due comunque, te lo vorrei dire, perché io in una prima chiacchierata con mister Cirinà, lui mi diceva: ma chi avete come social media manager? Perché le vostre pagine sono visibilissime a Sassari, cioè io tantissime volte ho visto la Nuorese, e loro sono coloro che hanno reso tutto questo possibile. Era veramente una sfida, e sono Valeria Brau e Federico Brau. Buonasera. Buonasera. Federico è un po' timido, ma Federico ci darà i dati tecnici della pagina, perché noi siamo partiti, Federico, forse a ottobre? Sì, siamo partiti a ottobre dell'anno scorso, quindi siamo come profili delle pagine in piedi da meno di un anno. Abbiamo raggiunto dei numeri che a noi soddisfano, perché abbiamo circa 2700 follower su Instagram, scusate, più o meno il doppio su Facebook, quindi per essere in piedi da un anno siamo abbastanza contenti, soddisfatti del lavoro. Poi il risultato della squadra è stato migliore ancora di quello delle pagine, perciò siamo contentissimi. Valeria, invece tu ovviamente che collabori con Federico, ma non solo, voi due poi collaborate in generale nel gruppo della comunicazione. In questo gruppo non l'ha detto Francesco, ma ci sarà anche Francesco. Valeria, dimmi qual è stata la tua esperienza l'anno scorso, raccontacela. Allora, innanzitutto ringrazio chi mi ha dato la possibilità di partecipare a questo progetto, perché come ha detto anche Francesco è anche per noi la nostra squadra del cuore, l'abbiamo sempre seguita, quindi far parte di una rinascita, di una vittoria, perché è stata una grande vittoria per tutti noi, è grande motivo d'orgoglio, penso, per tutti e due. Bene, ovviamente quest'anno continuerete, grazie, quest'anno dovrete continuare a faticare, anche di più probabilmente, e noi ci auguriamo che da questa sera in poi i follower aumenteranno, perché abbiamo la diretta, quindi con Directa Sport. Anzi, colgo l'occasione per salutare tutti i tifosi, il gruppo ci tengo, di un grandissimo nostro tifoso e anche studioso della Nuorese, che è il professor Gianraimondo Farina, e tutto il gruppo. Grazie.
che ci seguono dal continente, sempre tutte le domeniche, e quest'anno sarà possibile anche vedere le partite proprio attraverso Diretta Sport. Federica Valaria, io vi ringrazio e buona serata. Grazie. E abbiamo, nel corso di questa serata andremo un po' a elencare quelli che sono i partner della Nuorese, quelli che hanno reso e rendono possibile questo progetto, che è una macchina particolarmente complessa. Noi siamo abituati a vedere quello che troviamo nel proscenio, che è il campo sportivo, quindi le partite, però dietro c'è un grande lavoro di squadra, un lavoro che ha coinvolto fin dall'inizio tantissime persone. Iniziamo a enunciare alcuni di questi partner della Nuorese, a partire da Pitorra Trasporti, Sisca SRL, Sanna Ferramenta, Dental Più, Mereu Auto, GLM Sassari, Prato Gel, DP Ricambi, Revi Motors e Barbagia Ambiente. Questi sono i primi partner, poi ne chiameremo anche altri nel corso della serata. E adesso devo presentare quelli che sono un po' colpevoli di tutte le malefatte della Nuorese Calcio 1930, e è il direttivo. Il direttivo, come diceva Francesco, probabilmente inizia questa avventura con incoscienza, io stessa. Perché non ci aspettavamo che gestire una società di calcio come la Nuorese fosse diciamo un onere oltremodo sproporzionato. Credetemi che tutti noi abbiamo dovuto un po' accantonare un po' del nostro lavoro, perché all'inizio è stato faticosissimo, lo è anche adesso, ma adesso siamo un po' automatizzati. C'è la circolare che deve passare. Il postalino, scusate, non conosco l'italiano. Ma io... sì, c'è qualche priorità in questo momento. Salutiamo anche l'azienda dei trasporti pubblici. La Nuorese. E dicevo, quindi i colpevoli di tutto quello che è successo durante l'anno. Quindi io voglio presentare e li invito a salire sul palco. Molti di loro sono timidi, non vogliono parlare, non vogliono salire, ma dovete salire. Questo è da vedere. Sì, no, infatti. Allora, non vedo, probabilmente non è potuto venire per impegni, il vicepresidente Antonio Pinna. Poi continuiamo con il dirigente Sanna Francesco, Giuseppe De Dola, Antonello Calvia, Luigi Mingioni, Antonello Pitorra, gli altri che non ci sono probabilmente sono stati già eliminati, visto che ci avevano chiamato tagliateste, l'avete già tolti, no? E poi Antonio Mingioni, che è il segretario della Nuorese, che assolve un compito importantissimo, onerosissimo, soprattutto questo compito è diventato sempre più impegnativo proprio dopo la riforma dello sport, che chiede figure professioniste e professionali. E poi il frontman di questo direttivo, non so se male o bene, è il presidente Gianni Pitorra. Si vede che è il presidente, perché è elegante, insomma, ha tutta un'altra storia. Presidente, prego, venga. Francesco, intanto Presidente, fai tu le domande, poi io ne farò qualcuna cattiva. Ci ritroviamo proprio in questa sede 12 mesi dopo. Avevamo parlato di un po' di lucida follia nell'intraprendere questo progetto. Dopo un anno e un campionato vinto si torna con rinnovato entusiasmo e forse anche con qualche vecchia difficoltà.
La follia è quella di un anno fa, probabilmente anche di più, perché altrimenti non avremmo proseguito. Sì, sì. Ok. La follia è la stessa, perché altrimenti non saremo qui. Il resto, gli obiettivi sono quelli di portare la squadra più in alto possibile. Stiamo attrezzando per quello, stiamo risolvendo un po' di problemi burocratici, diciamo così, però le previsioni sono buone. Rispetto all'anno scorso una nuova linea anche nella costruzione della squadra, entrando praticamente a Ferragosto nella passata stagione. Alla fine il mercato dava quello che offriva, molti giocatori erano già casati e quindi la costruzione della rosa è stata un po' più difficoltosa. Quest'anno siete partiti nei tempi giusti e avete dato una svolta che chiameremo identitaria, perché avete riportato a casa tanti giocatori nuoresi, anche giovani, più ovviamente tanti elementi di esperienza che daranno una mano. È un po' un modello, quello della Nuorese, di riportare le eccellenze a casa, come aveva sottolineato Emanuela in apertura, che è un modello che potrebbe essere mutuato anche in altri ambiti qui in città. Sicuramente sì, l'obiettivo della società è quello, rimane sempre quello di dare la possibilità ai giovani del territorio di mettersi in mostra in un campionato importante. È ovvio che già dall'anno scorso a dicembre avevamo iniziato a contattare, diciamo così, i giocatori di quest'anno. Ci siamo tenuti alcuni adulti, che io li chiamo adulti intelligenti, che sono quelli che ti permettono di far crescere i ragazzi, che per noi sono nuoresi, perché Emerson, che stasera non c'è purtroppo per motivi familiari, noi lo consideriamo nuorese. Fabio Cocco, la bandiera, Alessandro Steri ha preso la residenza da poco, quindi è nuorese anche lui, non è un problema. Presidente, io invece faccio domande meno tecniche, come si sa, e voglio parlare dei successi e degli insuccessi. Un successo lo vedevamo, l'eccellenza, ma parliamo anche del successo che abbiamo conquistato, che è stato quello del logo. Lì è nato quasi per gioco, perché un carissimo amico, oltretutto tifoso della Nuorese, ha studiato un nuovo logo. Noi l'anno scorso abbiamo avuto la brillante idea insieme a Emanuela di registrare il marchio, perché volevamo cambiare proprio completamente l'immagine della società, e siamo finiti, diciamo così, per un po' di fortuna in una bolla di aziende tutelate dallo Stato italiano, e quello ci ha permesso comunque di andare avanti con tante altre iniziative. Altro successo è stata, dicevo già in apertura, la partita con il Cagliari. E secondo lei si rifarà, si potrà rifare? È possibile ipotizzarla? Sicuramente sì. Sperando ovviamente di avere di vincere, non lo so, questo dipende dai ragazzi, vedremo. Abbiamo avuto anche dei momenti con questo direttivo di sofferenza, lo diciamo. Dicembre per noi è stato un mese terribile. E loro mi rimproverano perché non vogliono che io dica questa cosa, ma non si può parlare solo dei successi, si parla anche degli insuccessi, ma che si sono trasformati poi in un grandissimo successo, che è stato poi la vincita del campionato. Non ho detto che quella è la coppa che ci hanno consegnato, l'avevate dedotto, ma quella è la coppa dalla promozione all'eccellenza che ci è stata consegnata. E da quella esperienza di dicembre negativissima, la squadra, la dirigenza, la squadra, il settore tecnico, medico, tutti ci siamo ancora di più compattati, e vi devo dire che, facendo parte del direttivo, questo direttivo probabilmente, se lo avessero studiato i profili psicologici di ciascuno di noi per metterli insieme, non sarebbero riusciti a fare questo lavoro, perché noi veramente siamo uniti, determinati, abbiamo l'obiettivo, e
e per quello prendiamo le decisioni. Questo non significa che siamo sempre d'accordo, assolutamente, però sempre nel volerci bene, veramente abbiamo organizzato un gruppo veramente coeso, determinato, e io mi auguro che duri così, insomma. Quindi grazie a voi. Allora, voglio fare, però no, Francesco Sanna, dove stai andando? Dove sta andando? No, io voglio fare una domanda, qualche domanda a qualche componente del direttivo. A tutti. A Giuseppe De Dola, iniziamo. Giuseppe, dimmi chi è il più cattivo dei componenti di questo CDA. Non dire me, perché è scontato. No. Dilla. Sì, perché poi Manuela non si è citata, ma anche lei è del direttivo. Esatto. La prima donna componente del direttivo alla quale poi è stata legata una iniziativa della Nuorese, che è quella dell'abbonamento rosa, per portare più donne al campo in uno sport che è ancora un po' conservatore, ancora un po' maschile. Questa iniziativa per valorizzare insomma anche la figura delle donne come tifose e come appassionate. Noi qui a Nuoro abbiamo degli ottimi esempi. Quindi rispondo. Più cattivo. No, allora, a me le classifiche non mi piacciono, non ci sono buoni e non ci sono cattivi. C'è, al di là del gruppo dirigenziale che tu hai appena presentato, tutta una serie di persone, di amici, di amiche che hanno a cuore la Nuorese Calcio e che hanno fatto tantissimo l'anno scorso per poter avere i risultati che abbiamo ottenuto, e a quelli va il mio grazie con tutto quanto il cuore. Sì, abbiamo riservato ovviamente a tutti loro una parte, Giuseppe l'ha anticipata, va bene. Comunque, vi liquido? Volete essere liquidati? Ok, via, liquidato il direttivo allora, grazie. Capite la difficoltà a interloquire comunque con questo direttivo, perché non è facile. Comunque, ora citiamo altri partners della Nuorese, e quindi Germancar, tecnicamente Centro Cash, Fensec, CDE, quindi che è Centro Demolizioni ed Ecoservizi, e Fratelli Fais. Grazie, grazie. Ora siamo arrivati, Francesco, alla presentazione dello staff medico. Sì. In realtà, diciamo, questa cosa ce la stiamo portando dietro da più di un mese, perché qualcuno era sempre in vacanza e quindi non erano reperibili. Comunque io li chiamo e poi, se hanno il coraggio, lo dirà chi è il colpevole. Quindi il dottor mandato in vacanza. No, noi non l'abbiamo mandato, qualcuno era sempre in vacanza, quindi dottor Soru, dottor Garau, dottor Giuseppe Chironi, e un saluto caro anche a dottoressa Giovanna De Logu, che è la nostra fisioterapista, insieme a Giuseppe Chironi. Ciao, buonasera. Buonasera. Ah, qualcuno si sente toccato, ma è il più abbronzato di tutti, quindi si capisce chi era in vacanza. Comunque, buonasera e benvenuti. Sono contenta di presentarvi finalmente. Francesco, a te la parola. Sì, questo, oltre ad essere uno staff medico di grande livello, qui abbiamo parlato di eccellenze e abbiamo davvero delle eccellenze sul campo. Questa è anche un po' di memoria storica, perché poi il dottor Soru, il professor Chironi, il dottor Garau e la dottoressa Giovanna De Logu hanno accompagnato la Nuorese davvero per tanti anni. La domanda che possiamo fare è che in un calcio che è sempre più fisico, il vostro ruolo assume una centralità sempre maggiore rispetto al passato. Ma insomma, noi raccogliamo eventualmente il lavoro fatto da altri, quindi dall'allenatore, dal preparatore atletico, dal preparatore dei portieri. Interveniamo quando ovviamente ci sono dei problemi che sono di nostra competenza. Io mi auguro che tutto vada come è sempre stato, insomma, negli anni. Nell'ultima stagione, a parte l'infortunio molto grave come quello di Andrea Piredia, che ha avuto
la rottura del legamento crociato. Per il resto, tutto sommato, sono stati degli infortuni abbastanza consueti e comuni in uno sport di contatto quale può essere appunto il calcio. E mi auguro che anche quest'anno il nostro lavoro si limiti soltanto a degli interventi così per riassorbire qualche botta senza dover fare niente di particolare. Ecco. E io con tutto lo staff medico ho fatto tante trasferte e ci siamo, devo dire, anche divertiti. E allora voglio chiedere a ciascuno di voi, intanto è arrivata Giovanna De Logo, io la ringrazio di cuore per essere qui stasera. E ci siamo veramente divertiti. Allora chiedo a ciascuno di voi qual è stata la trasferta secondo voi che vi ha lasciato, a parte l'ultima che è stata senz'altro, diciamo, l'esplosione della gioia di tutti noi, che vi ha lasciato qualche emozione in più, non so se positiva o negativa. Certamente Alghero, che è stata la partita, diciamo, importante e fondamentale, perché eravamo lì per lì a distanza di un punto e quindi ci giocavamo veramente il campionato. È stata una partita che poi è finita con un bel pregio, recuperare quella partita non è stata una cosa molto facile, però secondo me anche per la presenza di un pubblico numeroso, anche di nuresi oltre che di algheresi, sicuramente è la partita che ha lasciato un ricordo bellissimo. Condivido. Dottor Garau? Secondo me contro il Santa Giusta è stata una partita difficilissima perché si è recuperato il risultato negli ultimi minuti, si avvicinava sempre di più la fine del campionato e quindi c'era l'Alghero che continuava a stare addosso a noi e quindi insomma poi la vittoria col Santa Giusta mi ricordo è stata determinante. Giuseppe, prego. Senza dubbio anche io mi accodo al dottor Garau. Santa Giusta perché poi c'è stato l'infortunio di Andrea Piredda al primo tempo, insomma eravamo sotto 1-0, l'Alghero che vinceva, sembrava una giornata storta, no? Sembrava che avessimo perso il campionato proprio in quella giornata e invece gli ultimi 10 minuti l'abbiamo vinto. Sì. Giovanna? Io invece mi accodo al dottor Soru e dico sì, capisco anche assolutamente il perché. Alghero, visto che mi ha toccato un po' da vicino. Assolutamente, capisco anche il perché. Comunque io vi ringrazio perché voi siete davvero preziosi. Noi ogni partita che vinciamo poi ci abbracciamo, ci baciamo perché veramente la gioia è tanta e questo significa che indipendentemente poi dal ruolo professionale che si svolge, qui c'è gente che alla Nuorese ci tiene, sono i primi tifosi, quindi grazie per tutto quello che fate, grazie. Già, un'altra volta. La fortuna di avere questi grandi professionisti al servizio della Nuorese Calcio. Andiamo ancora con gli sponsor, con le persone che danno una mano al progetto. Siamo all'Hub di Falconi, quindi nuova mobilità sarda, trasparenze, MG impianti, 2 ruote, ottico in bottega, Fratelli Cherchi Calcestruzzi, Bonino Roberto Gomme e Geo Ricicla. Come diceva, grazie veramente ai nostri partners, come diceva Giuseppe De Dola, la vittoria di questa squadra è stata la vittoria di una squadra e tra questi c'è senz'altro la squadra del terzo tempo. Io vi farò i nomi se vogliono salire, ma anche loro sono timidi, non lo so se ci riuscirò, però erano coloro che preparavano ad ogni partita in casa una pasta buonissima, insomma si adoperavano da giorni prima a far sì che quella che è l'ospitalità tipica nuorese potesse veramente essere attuata nel suo complesso. Diciamo che siete un po' rei di aver fatto ingrassare tutti
tutti. Il primo, il presidente, che ha preso appena 10 kg con la vostra pasta perché non giocava, perché a giocare erano i giocatori, ma poi lui mangiava 2-3 piatti di pasta al Comunque terzo lo nasconde tempo. bene. No, adesso è dimagrito perché si sta preparando per la mangiare di nuovo la stagione che pasta, sta iniziando, cioè per mangiare la pasta. E allora io ringrazio Zicchi Roberto, Zicchi Gonario, Corongiu Giampaolo, Gallus Graziano. Che non è timido. No, tutti in genere. timidi, lo vedi che non sale nessuno. Pala Giuseppe, Rodriguez Roberto, Soddu Antonio. Antonio, tu neanche Applauso. sali, non lo vedo, ma non sale nessuno. Spina Elia, Sanna Pierpaolo, Farre Carmelo, Farris Salvatore e Fois Pasquale. Grazie. Grazie. E ancora in l'ultima tranche di partners, Pulina Saverio, Beccu Moira, Falchi Gomme, Mura Traslochi, Bar Italia 2, Marsigliese, Bar Edera e Pala Assicurazioni. Grazie ancora. E poi c'è lo staff dei tifosi, qui leggo alcuni nomi, sono Dovrebbero salire. ragazze non so. che si occupano No, specifico, lo staff dei tifosi come sai è numerosissimo. È numerosissimo, ecco, perché le incombenze quando facciamo le partite in casa sono tantissime, quindi quando si parla di una macchina complessa è proprio questo. Gente che ti deve dare una mano a fare qualsiasi cosa, dalla biglietteria agli steward che comunque vengono richiesti in occasione degli eventi, all'ingressi, a fare qualche turno al bar, insomma ci sono davvero tante persone che hanno dato una mano e che sono ingranaggio di questa macchina complessa. per scelta abbiamo messo solo le donne perché l'ho deciso io. No, ma anche perché quelli poi chissà se ci sono tra l'altro gli uomini sono ancora... Gli uomini ci sono, ne vedo tanti, Bardeddo, ne vedo tantissimi. Sì. Comunque dicceli questi nomi. Sì, abbiamo Giovanna Pischedda, Grazie, Claudia Giovanna. Ticca, Valentina Mura, Ilaria Catte e Teresa Mura. Vi aspettiamo qui senza fare le timide perché io qualche domanda allora Giovanna e Claudia sono le bigliettaie cioè, questo è il ruolo, però devo dire invece Ilaria loro si sono un po' diciamo messe a fare un po' tutto, dove le mettevano andavano, quindi grazie. E beh, diteci un po' che bello fare le bigliettaie. Soprattutto abbiamo scelto di farlo. Immagino, sì, eravate proprio sì. obbligate. Allora, Claudia un po' è stata costretta dal marito. Lì, se ti serve un avvocato, lo sai, hai possibilità, gratuitamente. Ilaria, qualcosa non ce la puoi dire su quello che è stato, diciamo, un po' l'esperienza dell'anno scorso? Dai. Allora, a me è dispiaciuto anzitutto di non avere tantissimo tempo per seguire la squadra, perché ovviamente il lavoro per me per tutti, per carità, è molto... Però sono stata contenta di comunque dare una mano nel mio piccolo e spero che comunque tante altre persone si avvicinano alla squadra anche quest'anno, anche persone nuove che non sono mai venute, che diano una mano, perché comunque il progetto è valido, c'è bisogno e vi aspettiamo a braccia aperte. Grazie, veramente. Infatti facciamo un appello a tutti, chiunque voglia far parte di questa grande società noi l'accoglieremo con tutto il calore, quindi grazie veramente e fra poco. A domenica. Fra poco. E ora passiamo a coloro che sono i protagonisti, quindi partendo dalle giovanili. Abbiamo detto che la Nuorese ha investito tanto nel settore giovanile, nel recuperare un'idea di settore giovanile che effettivamente mancava negli anni. Si diceva sempre che un po' era il tallone d'Achille di questa
società non investire abbastanza sul settore giovanile. La Nuorese l'ha fatto, l'anno scorso è partita con la squadra juniores, allora allenata da Emerson, con gli allievi allenati da Gavino Sanna. Quest'anno una nuova categoria, la Nuorese avrà la sua squadra anche nei giovanissimi. Siamo qui a presentare intanto il responsabile del settore giovanile, il direttore tecnico Franco De Solis. Non penso che ci sia, non l'ho visto, però Franco De Solis è veramente... Non l'ho visto, però è colui veramente che ha una mole di lavoro straordinaria e lo assolve perché è un veterano, ovviamente. Una persona Franco che De vive Solis. di calcio. Sì, è un veterano, quindi non... Però presento invece poi i responsabili, quindi i dirigenti del settore giovanile, che sono, li invito a venire sul palco, Manuel Bellu. Un grande applauso per Simone Corsi, Massimiliano Manconi, Emanuele Piras e Roberto Mele. Ciao, benvenuti. Solo voi due? Avete fatto fuori gli altri 3-4? Venite, io non vedo, venite. Vai Giuseppe, il butta dentro, vai. Il butta dentro. Tanto benvenuti, complimenti perché già l'anno scorso avete svolto queste mansioni che sono di notevole responsabilità. Cosa ci raccontate di quest'anno? Poi Francesco, magari se fai qualche domanda più incisiva, tecnica, mi dai una mano. Ma tecnica sicuramente sono mossi da grande passione, perché questi ragazzi poi sono grandi tifosi della Nuorese. Quest'anno, già dall'anno scorso, hanno deciso di impegnarsi in questa nuova veste, macinando chilometri e sopperendo ad ogni incombenza. Simone, com'è stata questa nuova esperienza? Cosa vi dico? È stata emozionante. Per me è molto più semplice, perché comunque, essendo un tifosissimo della Nuorese e legatissimo alla città, è molto più semplice affrontare qualsiasi difficoltà. Siamo qua perché ci crediamo, perché vogliamo lasciare il segno, perché stiamo bene con i ragazzi e pensiamo che la Nuorese possa dare un futuro appunto sportivo anche alla città, cambiando un pochettino marcia. Dal punto di vista tecnico qualcosa di buono si è già visto nell'esperienza dell'anno scorso delle squadre juniores e allievi. Le seguite tutto l'anno, qualcosa ce la potrei dire? Allora, l'anno scorso è stato un po' l'anno zero, perché comunque era una struttura nuova, siamo partiti tardissimo e stiamo costruendo. Quest'anno è il primo anno praticamente, togliendo quello dell'anno scorso. Abbiamo un impianto di ragazzi veramente valido. Ringraziamo anche chi ha fatto il lavoro, perché comunque sia il responsabile del settore giovanile ha lavorato molto bene. E niente, ripeto, per noi non è un lavoro, è proprio una passione, quindi lo facciamo con entusiasmo e la società, alla fine siamo un gruppo di amici, quindi non ci pesa veramente, cerchiamo di lasciare il segno in questo senso. Grazie. Grazie a tutti, grazie. Guardate, il successo di questa squadra, lo ripeto, fatemelo ripetere, è che i tifosi sono la società e questo è stato il più grande successo che abbiamo raggiunto. Quindi grazie ancora a tutti, veramente a tutti. E iniziamo quindi nel farvi conoscere quelli che sono gli allenatori. Tra new entry e allenatori che invece hanno già iniziato questo percorso nella scorsa stagione. La categoria juniores sarà allenata da mister Gavino Sanna, l'anno scorso agli allievi, quest'anno... Gavino c'è? No? Quest'anno allenerà la juniores insieme a Pier Giorgio Liori. Sì. Abbiamo invece delle new entry per quanto riguarda proprio la categoria allievi. Abbiamo mister Marco Porcheri con Andrea Lacconi.
Andrea Laconi poi ve lo presenteremo, anzi Andrea se vuoi venire ti presentiamo perché io l'ho saputo oggi, no puoi venire dopo, un altro timido, non è possibile, ci si presenta una stagione sportiva con tutti questi timidi che ci farà soffrire, ecco c'è. Prego, salve. Noi Marco Porcheri, Opla, salve, nuovo benvenuto Marco. Degli allievi. Benvenuto Marco. E a questo punto quindi il Presidente dovrebbe obbligare Andrea Laconi a salire. Presidente, grazie. Oh, con le maniere buone riusciamo a fare tutto. Benvenuto Andrea, benvenuto. Abbastanza semplice. Tu Marco hai già esperienza sul campo, hai allenato l'Atletico fino all'anno scorso, adesso finalmente nella squadra che porta i colori della città. Un grande onore e una grande responsabilità. Buonasera a tutti, senz'altro ringrazio tutti, il direttivo, il Presidente Gianni, per questo onore che mi è stato concesso appunto. Speriamo che sia una stagione propositiva nella crescita dei ragazzi, soprattutto per il futuro della città di Nuoro. Mi auguro appunto di far crescere al meglio tutti i ragazzi che ho a disposizione. Quest'anno il responsabile del settore giovanile ha fatto un grande lavoro, ha portato molti ragazzi dal territorio, molto validi, quindi speriamo che appunto sia una stagione molto ricca di soddisfazioni. Grazie. Poi c'è Andrea, ti dividerai tra campo e panchina, in campo con la prima squadra e poi in panchina. È la tua prima esperienza o sei già, tra virgolette, navigato, sei comunque molto giovane? Sì, buonasera, ho dato una mano l'anno scorso nel mio paese, a San Luri, con la categoria Pulcini e quest'anno cercherò di dare nel mio piccolo il mio contributo nell'allieve di questa società. Grazie Andrea. Grazie Andrea. Andrea è un giocatore fortissimo, però fino a quando lo dico io tanto non capisco niente, non è neanche un complimento, però lo dico. Grazie di nuovo, grazie, buon lavoro, buon lavoro. A conclusione delle presentazioni per quanto riguarda il settore giovanile, l'ultima arrivata come categoria, la squadra dei giovanissimi che debutterà quest'anno, mister Emerson che oggi non sarà presente. Un grande applauso a Emerson, grande applauso, insomma, gli siamo vicini. Come ben sappiamo ha avuto un grave lutto familiare, lo abbracciamo anche oggi in questa occasione sperando di rivederlo presto. Emerson sarà affiancato da un giovanissimo allenatore che deve salire, però sì. Non l'ho visto, c'è? C'è, l'ho visto. Carlo Seu, giovanissimo allenatore dei giovanissimi. Ha una tifoseria giusta. Ciao Carlo, ciao. Ha fatto persino 2 passi di corsa per salire sul palco, quindi vuol dire che sei proprio pronto. Sì, non vediamo l'ora. Ci tengo a fare pubblicità che il 16 a Città Giardino c'è l'Open Day, quindi vi aspettiamo numerosi. Grazie Carlo, grazie. Carlo è un tifoso, anche lui è un grandissimo tifoso. Sì. Tra l'altro io ero preoccupata perché diciamo è il capo ultra della curva norese e non lo so quest'anno come faremo, quindi se c'è qualche volontario per il capo ultra, insomma stiamo raccogliendo iscrizioni. Giusto? Ricordati la camomilla prima di andare in panchina. Esatto. Perfetto. Allora Carlo, in bocca al lupo per tutto, grazie e a presto. Grazie Carlo. E adesso arriviamo ai divi, i veri divi, che sono i giocatori, lo staff tecnico della prima squadra. E iniziamo ovviamente nel presentare il mister, un mister famoso. Sì, un mister di grande esperienza, un mister che conosce bene la categoria dell'eccellenza regionale per averci allenato per tanti anni, arriva quest'anno a Nuoro con grande entusiasmo, mister Ivan Cirinà. Buonasera mister. Buonasera mister. Mister.
un approdo importante, quello a Nuoro, una grande piazza che può essere anche un trampolino importante per la tua carriera. No, sono veramente contento di essere in questa società, in questo progetto che si è presentato subito serio. Sono felice di avere questo gruppo dirigenziale alle spalle e soprattutto un gruppo di ragazzi che mi sta seguendo già da più di un mese. Abbiamo degli obiettivi da raggiungere, degli obiettivi che ci siamo prefissati all'inizio preparazione. Cercheremo con tutte le nostre forze e tutto l'impegno, sperando anche di un impegno che sicuramente ci sarà da parte del pubblico per raggiungerlo il più presto possibile, insomma, e fare bene questa stagione che è importante. Un giudizio sull'organico a tua disposizione? Ma la squadra l'abbiamo costruita secondo me bene. Abbiamo un gruppo di anzianotti che ci darà grande esperienza e ci farà fare da chioccia per i ragazzi che stanno crescendo. Un gruppo di ragazzi che ha già lavorato bene l'anno scorso e che quest'anno si ripresenta in un campionato nuovo che è il campionato d'eccellenza e che hanno bisogno di un attimo di tempo per ambientarsi e capire un po' qual è il campionato, e i grandi faranno in modo che il più presto possibile entrino nella giusta dimensione. Io ovviamente sarai aiutato dal tuo secondo, che è famoso lui perché è stato un ex giocatore lanorese, ex allenatore, secondo allenatore l'anno scorso. Anzi, colgo l'occasione per salutare Antonio Prastaro, chiedo per lui un grandissimo applauso perché Antonio comunque è rimasto nel mio cuore, nel cuore di tutti, e quindi chiamo Michele Pinna. Allora, guardate, quando abbiamo fatto la presentazione di Mister Cirinà e Michele Pinna, ci sono arrivati dei messaggi su Facebook, volevano i numeri, il telefono, insomma, abbastanza acchiapponi. Li abbiamo anche dati, Li abbiamo anche acchiapponi. Hanno veramente sbaragliato tutti. Comunque, a parte questo, Michele, bentornato. Cosa ci dici di questa squadra? Ma come ha detto il mister, secondo noi abbiamo costruito un ottimo gruppo, una squadra di uomini inizialmente. Siamo soddisfatti di tutto, degli adulti ma anche dei giovani. Puntiamo a fare bene. Bene. E questo è un incoraggiamento. Il ruolo del vice allenatore in genere è sempre molto sottovalutato, invece svolge una funzione molto importante sia da un punto di vista tattico ma anche da un punto di vista dello spogliatoio. Poi parliamo di te che insomma della Nuorese sei stato una colonna negli anni 90, io lo ricordo ancora, facevo il raccattapalle e tu giocavi nel ruolo di libero con allenatore Pietro Corrias, ecco, ne ricordo uno, poi ce ne sono stati anche altri. Ma il mio ruolo so bene quello che comporta e quello che devo fare. Sono qui per dare una mano al mister e cercherò di dargliela in tutti i modi. Lui mi permette di dargli una mano e io ci sono. Grazie Michele. Ovviamente rimanete qui perché dobbiamo presentare l'altro staff tecnico, l'altra parte, quindi un altro mister, io non sapevo che ci fosse un allenatore apposta per i portieri, però l'anno scorso, vabbè, mea culpa, faccio il mea culpa, l'anno scorso ho appreso questa notizia e sono felice di presentarvi quello che è un po' la mia passione, lo dico, che è Paolo Seddone. Paolo, benvenuto Paolo, un grande mister, non è un mister, non vuole essere chiamato allenatore dei portieri, va bene così, no, che termine? Paolo, un grande Paolo,
un grande Paolo. Paolo, allora dovete sapere che questa squadra è leggermente, scaramantica, leggermente, questa squadra, questo staff, e quindi tutti hanno le loro postazioni nelle partite, nessuno cambia. Paolo e poi professor Massimo Becconi in ogni campo sparivano, non si sapeva dove andassero a vedere la partita. Poi a un certo punto a fine partita vincevamo, uscivano, ci baciavamo, ci abbracciavamo e erano lì insomma contenti. Paolo, intanto raccontaci un po' dell'esperienza dell'anno scorso e di quello che sarà quest'anno per il prossimo campionato. Niente, è stata un'esperienza, oltre che per il risultato finale, molto coinvolgente da parte prima di tutto della società che mi ha messo a disposizione il ruolo di seguire i ragazzi, quindi sono stato onorato e poi io mi diverto ancora molto al campo. Io sono un ragazzo di campo, quindi per me il campo è la ciliegina sulla torta. Quest'anno già in partenza voglio ringraziare i ragazzi che mi hanno messo a disposizione, che sono Stefano, Matteo e Ludo, perché sono dei ragazzi fantastici che mi stimolano a dargli una mano, né più né meno. Quindi poi, tra virgolette, ringrazio il mister che ci dà grande spazio e non è semplice nel ruolo di preparatore avere tutto questo spazio. Quindi ringrazio personalmente il mister. Un bel mix di esperienza e gioventù, questi portieri della Nuorese 24-25. Abbiamo Matteo Trini che insomma non ha bisogno di grandi presentazioni, hai due giovani nuoresi da far crescere. Vabbè, Matteo lo conosciamo tutti quanti e ringrazio innanzitutto Matteo perché si sta mettendo a disposizione sia di Stefano sia di Ludo e gli sta dando una grossa mano. Poi sarà loro competere con lui per portargli via il posto. Grazie. E adesso il preparatore atletico, professor Massimo Becconi. Povero professore, benvenuto professore. Noi già dall'anno scorso eravamo sempre, ripeto, voi nascosti, noi nella tribuna a vedere le partite. L'anno scorso Massimo hai fatto un lavoro straordinario perché noi in tutti i campi dove andavamo il pubblico ci faceva i complimenti su quello che era la resistenza, la preparazione atletica dei nostri ragazzi. Quest'anno senz'altro c'è ancora un onere diciamo maggiore rispetto ovviamente alla categoria. Raccontaci un po' che cosa sarà diverso rispetto all'anno scorso, parlo di allenamento. Allora, intanto io voglio terminare il mio intervento al più presto perché i ragazzi mi hanno detto che hanno fame, quindi cerco di andare al sodo. Ecco. Diciamo che non è che un anno richieda più impegno dell'altro. Io solitamente quando lavoro, che sia una categoria che sia l'altra, avendo a che fare con la salute dei ragazzi, cerco di dare il massimo, ecco, quindi a prescindere dalla categoria. Non è mai semplice perché si lavora con un gruppo comunque eterogeneo, ognuno ha le sue caratteristiche fisiche, una diversa dall'altra. In realtà ci vorrebbe un preparatore atletico per ciascuno di loro, ma credo che Gianni non credo sia d'accordo io le ho detto ma perché? Poi ho detto forse per quel motivo lì e quindi sto cercando di riassumere, insomma cerco sempre, a parte gli scherzi, per quanto possibile di individualizzare o quantomeno di lavorare per ruolo, insomma fare qualcosa di differenziato. Una mia caratteristica è quella di non fargli percepire la fatica per intero, cambio spesso i lavori e faccio in modo che l'allenamento sia per quanto possibile piacevole, però poi a loro alla fine do fastidio lo stesso, quindi esatto. Adesso gli chiedo un applauso, se no dopodomani... Applauso al professore.
Vabbè, poi ho la fortuna di collaborare, di aver collaborato anche l'anno scorso, ma anche quest'anno. Ho uno staff medico, dei dirigenti, uno staff tecnico, senza il quale non si può prescindere da lavorare bene, perché si lavora bene quando si va d'accordo, come in tutti gli ambienti di lavoro. Quindi ho la fortuna, vado al campo e sto bene, perché sto bene con tutti gli interpreti, con i ragazzi che mi ascoltano, col mister, col vice, con Paolo, col quale ci confrontiamo, e anche per fortuna diciamo che c'è veramente una bella intesa anche con Valeria quando viene a intervistarci. Oh, Valeria. Adesso c'è Francesco quest'anno, che l'anno scorso non l'ho visto così poco, tanto, certo. Però Francesco è preparatore atletico, adesso va bene. Un po' iena Massimo Becconi, mi ha inchiodato una mezz'oretta dopo l'allenamento a Mamoiada dicendomi cosa mangia lui. Per carità, sono ottimi consigli, ma a me è venuta una tristezza. Però guarda i risultati. Però Francesco, guarda i risultati. I risultati ci sono tutti in perfetta forma. E adesso, prima della squadra, prima dei veri protagonisti, voglio chiamare sul palco la nostra mascotte factotum, Boboreddu! E anche qui guardate i risultati, questo è uno che corre davvero, questo corre più dei giocatori, sì. Assolutamente, ogni anno macina chilometri, sì, non mangiamo assieme, si vede. Come va Bobo? Bene, bene. Cosa ci dici di questa squadra? Siamo partiti bene, alla grande come le difficoltà, andando ad allenare a Moiara e ora pensiamo al Tempio, che è la prima partita ufficiale di campionato. Bene, bravo Bobo. Io non so se c'è, anche volevo chiamare prima di chiamare il team manager, il capo magazziniere Gianluca Giobbe, non penso ci sia perché non c'è, mi dicono. E allora passiamo all'unico team manager che è mai esistito da quando io sono nella dirigenza della Nuorese, Nicola Chironi, Nicola, mi sali sul palco, sì, che quest'anno sarà aiutato da una specie di team manager, non lo so perché fa un po' tutto lui, comunque Giuseppe De Dola. Vieni Giuseppe. Cioè davvero? Una specie di team manager. Ti deve dare una mano Giuseppe De Dola? Dovrebbe. Oh, mamma mia. Per fare la spesa. Sì, è vero. È verissimo. Un ruolo molto faticoso quello del team manager. Non fa la spesa, mette il cofano a disposizione della macchina. Ah ok, però è già qualcosa. Beh, infatti io ho detto una specie di team manager, senti Nicola, dai raccontaci una cosa bellissima dell'anno scorso, la più bella, non la vittoria perché quella è scontata, e niente, quello che ti aspetti quest'anno. Buonasera a tutti. Della scorsa stagione la cosa più bella secondo me è stata la partita a Santa Giusta? A Santa Giusta perché perdevamo fino all'88esimo 1-0 e poi c'è stata una bolgia di tutti. Invece di questa stagione dico che è iniziata con molte difficoltà, spero che tutti quanti, compresi i nostri politici, ci diano una mano a tornare nella nostra casa. Grazie, bravo Nicola, grazie, perché noi la vogliamo quella casa fortemente. Giuseppe, allora, oltre ad essere dirigente, cioè, anzi, facente parte del direttivo, componente della comunicazioni, responsabile insieme a me degli eventi, adesso sei un po' team manager, una specie di manager. Qual è il ruolo che ti piace di più di tutti questi? Una specie di team manager. Stare a casa. E ti manderemo presto, stai sereno. Grazie Giuseppe. Adesso
Li presentiamo? Era questa la battuta che dovevo dire, basta. Li presentiamo? Siete pronti? Iniziamo dai portieri. Già l'ha presentati Paolo, ma io li ripresento con la maglia numero 1, Matteo Trini. Ciao Matteo, benvenuto. Ciao Matteo, benvenuto. Come stai intanto? Bene, grazie. Com'è questa esperienza? Veloci, perché sennò ci uccidono i ragazzi che hanno fame. Bene, bene, stavamo lavorando, siamo concentrati sull'obiettivo e basta. Ti sei presentato un po' alla Cilavert, non solo parate, ma poi bisognava anche portare a casa un risultato e ti sei presentato dal dischetto nella partita contro il Taloro. Bisogna adoperarsi per dare una mano alla squadra in tutti i modi. Bisogna fare un po' di tutto. Assolutamente sì. Grazie Matteo, grande personalità. In questa squadra ci sono delle personalità straordinarie. Con la maglia numero 23 il nostro norese Ludovico Ruggiu. Ludo, ciao, benvenuto, come stai? Bene, bene, non c'è male. Allora, com'è questo gruppo? Dici. No, siamo molto affiatati, molti ci conoscevamo già, i ragazzi nuovi si stanno ambientando bene, secondo me possiamo fare belle cose. Ludo, tu lo sai, basta che dici al direttivo di mandare via qualcuno e noi lo mandiamo via, sereno, Beh, allora te lo dico dopo la diretta. Va bene, grazie Ludo, Grazie. E con la maglia numero 77 un altro portiere norese, è Stefano Mascia. Ciao Stefano. Ciao Stefano. Ciao Stefano. Giovanissimo, giovanissimo, prego. Sì, solo un infortunio ti ha tolto dai pali nella scorsa stagione, dove ti eri già messo bene in evidenza con la maglia del Ghilarza in eccellenza. Ovviamente questo ha catturato l'attenzione della squadra della tua città. Sono cose che succedono, però si va avanti, comunque si continua a lavorare per il bene della squadra, del gruppo e si continua così. Grazie Stefano. Grazie Stefano, grazie. I difensori, il primo sappiamo che non è qui con noi, ma lo vogliamo salutare con un altro caloroso applauso, ed è Emerson, con la maglia numero 25. Poi abbiamo con il numero 6, proveniente dal Budoni, Andrea Satta. Andrea parla, qualcun altro no, ma Andrea parla. Quindi Andrea, intanto quali sono le tue prime sensazioni? No, sensazioni molto positive per l'ambiente, per il gruppo. Ci manca, come avete già detto molte volte, casa nostra, però dai, sembra passato il peggio ormai. Arriverà. Francesco, vuoi chiedere qualcosa ad Andrea oppure no? No, sì, certo, Andrea. Centrale di grande affidamento, un bene per la Nuorese aver trovato un'altra colonna difensiva in un reparto particolarmente forte, dove abbiamo Emerson, come detto, poi abbiamo altri giocatori importanti. Vi siete subito amalgamati, nelle partite contro il Taloro avete sperimentato due modi diversi di giocare. Sì, diciamo che purtroppo è successo quel che è successo a Eme, che per noi è una persona molto importante per quello che ha fatto in carriera, ma per quello che ti dà anche come compagno, come esperienza, come forza, perché giocare a fianco a lui comunque ti dà sicurezza. Quindi ci è mancato molto, ma nell'emergenza dai, ce la siamo cavata con tante difficoltà. Grazie Andrea. Grazie Andrea. Poi abbiamo il numero 2 Andrea Laconi, lo ritroviamo nella veste di calciatore. Andrea non vuole parlare adesso perché già ha parlato, ci ha già dispensato della sua parola, va bene. Abbiamo con il numero 22 Gianluca De Solis. Un altro norese ovviamente, altro norese che è tornato a casa finalmente Gianluca, a casa. Bentornato. Dopo delle stagioni in cui sei cresciuto davvero tanto a Ghilarza.
Sì, dai, dopo 6 anni comunque volevo tornare qua. Diciamo che col presidente, lo staff mi hanno voluto a tutti i costi, io ero convinto di tornare dopo 6 anni bellissimi, però dai, sono molto contento della scelta che ho fatto. Quanto si sente in particolare la responsabilità di indossare questi colori per uno che è nato a Nuoro? Ovviamente un orgoglio, dai, è un'esperienza sicuramente che a livello umano e di tutto è molto più pesante, dai, da indossare. Grazie Gianluca. Grazie Gianluca, grazie. Abbiamo con il numero 13 Mattia Aru. Ecco un altro onorese, Mattia, altro giocatore che si è messo in evidenza nella passata stagione, si sale di categoria e adesso l'impegno diventa un po' più gravoso ma comunque entusiasmante. Certo, sempre entusiasmante. Ovviamente l'impegno è sempre lo stesso, anche se la categoria è differente, però comunque l'impegno è quello perché la società è importante, perché rappresentiamo un'importante città. Grazie Mattia. Grazie Mattia. Poi abbiamo, adesso ne chiamiamo 3 perché è la dimostrazione un po' di come la nuorese è attenta ai giovani del territorio. Quindi presentiamo con il numero 5 da Orgosolo Samuele Piras, proveniente dalla Supramonte, dalla squadra del suo paese in cui si è messo in evidenza come difensore anche con il vizio del gol. E poi abbiamo la nostra piccola colonia del Goceano con il numero 20 Lorenzo Filia, e con il numero 15, anche se è un centrocampista, lo presentiamo insieme ai difensori, da Bono Simone Pitirra. Ah, perché me l'hai sconvolto per il Goceano? Non eri previsto per una questione adesso, di territorialità. Simone, tu sei quello che c'è da più tempo, ci sei dall'anno scorso. Che stagione è stata quella dell'anno scorso per te e che stagione sarà questa? È una bella stagione, costruttiva per tutti, ci siamo divertiti e continueremo a divertirci. Lorenzo, tu ti sei messo in evidenza già con il Taloro Gavoi, hai fatto vedere qualcosa di buono anche in queste prime uscite. Sì, una buona prestazione, un'impressione buona di questa squadra e anche, come posso dire, soddisfacente a livello personale perché ci sono tante persone con tanta esperienza, quindi anche ti dà un grande aiuto anche a livello personale, una crescita personale molto importante. Bravo! Samuele, per te forse il salto di categoria è stato il più vertiginoso, vieni dalla seconda categoria, insomma adesso affrontare un campionato di eccellenza fa venire un senso di vertigine oppure lo affronti con grande tranquillità? No, non lo affronto con tranquillità, però bisogna impegnarsi lo stesso. Va bene, grazie Samuele. Grazie, adesso mi è sconvolto tutto. Comunque era, diciamo, nella categoria difensori c'era anche con la maglia 21 Zanini Andrea e Marco Sogos. Mi ha sconvolto un po', ma hanno fatto un miscuglio, difensori, centrocampisti, ciao. Prego. Marco, tu eri già presente l'anno scorso, con la Juniores hai fatto questo salto in prima squadra, quali sono le tue emozioni? Beh, sicuramente sono contento di giocare con la prima squadra poi dalla mia città ed c'è sempre da crescere, poi con i grandi e poi i giovani che aiutano tanto. Andrea, invece tu torni a Nuoro dopo una importante esperienza in una delle realtà emergenti del nostro calcio in Sardegna sotto la guida di un bravissimo allenatore come Francesco Lui. Questa potrebbe essere una stagione di consacrazione, ecco.
Sì, un'esperienza che mi ha fatto sicuramente crescere è quella al COS, con comunque dei giocatori di grande esperienza, di un certo livello, e sono contentissimo di essere tornato qua a Nuoro. Grazie. Grazie. Allora, siccome ci stanno dicendo dovete accelerare, io i centrocampisti me li chiamo tutti qua, tutti insieme, e fai domande a chi vuoi tu. E allora, con la maglia numero 4, il nuorese Steri Alessandro. Oramai sei nuorese, Ale, sei nuorese. L'anno scorso Alessandro era il mio, non lo so, psicologo insieme al capitano Cocco, perché ero disperata, ogni partita era una sofferenza. Ci farete soffrire così tanto? Manu, tranquilla, siamo sulla stessa strada dell'anno scorso, però non ti preoccupare. Va bene, non mi preoccuperò, grazie Ale. Con il numero 7 lo abbiamo voluto tanto, è il nuorese Alessandro Cadau. Alessandro, ma tu sei nuorese? Perché io nel corso dei miei giri con Directa Sport mi sono ritrovato a commentare una partita di tuo fratello con il Tuttavista. Ho detto, dopo l'ennesimo gol di Giovanni, che era originario di Ottana, mi sono preso gli insulti di tuo padre. Quindi tu sei nuorese, perché così non sbagliamo più. Di mio padre, che di Fonni oltretutto. Esatto, proprio di Ottana non dovevo dirla. Vabbè. Comunque un rientro gradito, insomma, ogni anno, ma quando torna a Cadao, sono stati 6 anni sicuramente importanti per te tra Muravera e Cos, però insomma la volontà di tornare a Nuoro è sempre molto forte. Sì, è un piacere essere nuovamente qua. L'emozione è forte, tornare è stato un piacere e niente, adesso bisogna pensare a far bene con questa maglia, portare qualche gioia ai tifosi. Come del resto ne avevi portate tante nei tuoi 4 anni in Serie D, certo non nell'ultimo che si era chiuso un po' male, però in 3 anni grande attaccamento alla maglia, sei stato un grande capitano della Nuorese in quegli anni. Sì, erano anni diversi, adesso qua c'è una ricostruzione in atto, quindi sì, il passato ormai conta poco, anche se sono bellissimi ricordi. Adesso pensiamo a questa stagione, a far bene, la cosa più importante è insomma raggiungere gli obiettivi che ci stiamo prefissando per questa stagione. Grazie Alessandro, andiamo avanti. Allora, continuiamo con i nuoresi. C'era Simone Pittirra, ma è stato messo con, non so, i difensori. Probabilmente cambierà di ruolo adesso. Con la maglia numero 14 era uno di quelli che io, non lo so, lo chiamavo, urlavo in campo, Alessio De Murtas. Grande Alessio De Murtas. Ciao Ale. Ciao Ale. Allora, che cosa ci dici di questo nuovo gruppo? Dai, come sono questi ragazzi? Li teniamo, li mandiamo via? Cocco lo manderemo via, ma no, quello? Sono contentissimo, siamo tutti ragazzi sardi e si vede subito che si sta formando un bel gruppo, quindi poi il campo parlerà. Bene, grazie Ale, grazie. Altro nuorese, lui devo dire che non lo so, io ho un problema con lui, indossa la maglia numero 3 e si chiama Puddu Silvio. È un grande, ma lui è stato quello che ha esultato perché io non farò più le interviste, perché c'ha una cattiveria dentro allucinante. Comunque, Silvio, che campionato sarà? Allora cosa? Allora, l'unica cosa positiva di quest'anno è proprio l'intervista che finalmente le fa qualcun altro. Lo sapevo. Sul campionato invece cerchiamo di fare il meglio possibile, stiamo dando tutto da un mese ormai a questa parte, speriamo di tirare fuori il meglio. Va bene, e io te lo auguro. Grazie. Qualche intervista la farò io anche, te la farò anch'io. E quindi l'ultimo tra i centrocampisti è un nuovo acquisto, indossa la maglia numero 8, Fausto Chiappetta. Ciao Fausto, benvenuto.
Fausto, tu sei uno che porta in dote esperienza e voglia di vincere, perché insomma hai vinto anche di recente il campionato di eccellenza con l'Ilva Maddalena, insomma abbiamo visto anche qualche tua vecchia intervista con altre emittenti, insomma sei sempre sul pezzo e sempre voglia di far bene, di vincere. Sì, purtroppo è una frase che uso sempre io, il medico ti dice come stai e non come stavi, quindi quest'anno tocca rimboccarsi le maniche e se vogliamo fare bene bisogna step by step guardare avanti e vedere cosa tiriamo fuori da quest'annata. Ormai sei un grande conoscitore del campionato di eccellenza, la concorrenza è davvero dura quest'anno. Budoni, Monastir, su tutte, c'è l'Ossese dove ero l'anno scorso che ha allestito una bella squadra, però l'anno dell'Ilva me lo ricordo, anche lì siamo partiti in 13-14 ragazzi abili, arruolabili, caratteriali eccetera e alla fine abbiamo portato a casa il campionato noi. È il bello e il brutto del calcio, capito? Magari si parte in estate con un po' meno di pressioni, poi durante l'anno l'appetito viene mangiando. Grazie Fausto. Grazie Fausto. Adesso gli attaccanti, il primo Ah no, scusate, ho dimenticato il Norese che abbiamo riportato a casa, avevo perso, c'era l'ansia un altro di emigrante finire di rientro. perché c'è Giuseppe De Dola che mi fa così e quindi mi sta mettendo ansia. Vai, scendi. Quindi con la maglia numero 30, il nuorese Alessio Cossu. Ciao Alessio, benvenuto. Prego Francesco, tu sei esperto. Alessio, sicuramente una delle più belle giocate dell'ultima partita contro il Taloro è stata la tua. Prima hai anche trovato il gol, tra l'altro, dopo quella bella giocata con palla sul fondo. Purtroppo hai trovato un gol che era regolarissimo, abbiamo visto le immagini, hai avuto subito un buon impatto con questa realtà. Sì, ho avuto un buon impatto. Sono stato sfortunato purtroppo perché ha fischiato un fuorigioco, però sarà per la prossima, speriamo bene. Hai anche insomma, l'onere di essere un figlio d'arte, perché tuo padre è stato un grandissimo portiere anche della Nuorese, insomma magari una motivazione in più per far bene. Sicuramente sono spinto appunto da questa cosa e anche perché anche il nonno ha fatto parte della Nuorese. Spero appunto di fare bene come hanno fatto loro. Grazie Alessio. Grazie Alessio. Adesso arriviamo agli attaccanti. Allora chiamiamo. Intanto il primo gli facciamo tanti auguri perché voleva esserci, ma purtroppo era reduce appunto da un intervento e chiedo per lui un grandissimo applauso con la maglia numero 11 Andrea il Bomber, Andrea Piredda. Andrea, ti aspettiamo, lo sai. Io l'avrei fatto giocare già domenica, ma lui mi ha detto di no. Vabbè. Comunque, con la maglia numero 18 è un nuovo acquisto, è giovane, purtroppo è della Roma. 18 Massimiliano Manca. Ciao Massimiliano. I tuoi compagni ironizzano già sui rigori, insomma delle carogne qua dietro. I rigori purtroppo sbaglia chi li calcia, io li ho sbagliati. Ma hai fatto gol poi, quindi Era uno schema. Hai fatto gol. Niente. Fategli una domanda, te la faccio io la domanda. Chi è il peggiore di tutti? Me lo dici? Facile. Facile? Ah, Alessandro Garau, bene, io pensavo Silvio Puddu, invece ce ne abbiamo un altro. Bene, complimenti, va benissimo. Grazie Massimiliano. Grazie. E con la maglia numero 9 è adottato sardo, è Villa Maurizio. Non vuole parlare Maurizio, non vuole parlare, ci riesci tu Francesco? Però dammi almeno una comunicazione di servizio, visto che faremo le telecronache della Nuorese quest'anno. Come devo pronunciare il tuo cognome? Villa. Villa, proprio non all'argentina, Villa. Anche.
Lo faremo così perché così anche il telecronista si darà un tono dicendo che comunque anche lui sa fare delle cose. Insomma, nuova esperienza in Sardegna, insomma ti sei presentato più di 10 anni fa e a suon di gol con la maglia del Budoni, adesso c'è la Nuorese. Certo, sono contento di essere qua, il mio mestiere è quello, quindi cercherò di portare tanta allegria a questa città, una piazza importante, quindi niente. Grazie Maurizio. Grazie Maurizio. Vigia. Con il numero 24 Sergio Catte, è un nuovo ingresso. Ciao Sergio. Ciao Sergio. Intanto come stai? Tutto bene, dai, tutto a posto. Nonostante loro, stai bene? Sì, certo. Sergio Catte arriva dalla Primavera dell'Olbia. Ho assistito personalmente a una sua partita contro la Primavera del Lecco nel finale della scorsa stagione e ho potuto quindi scoprire che, a proposito di figli d'arte e di dinastie legate alla Nuorese Calcio, insomma, tu sei l'ultimo arrivato, già tuo nonno Pasquale Catte, che è stato anche presidente della Nuorese, insomma, arriva adesso la terza generazione. Sì, sono molto felice di essere qua, indossare questa maglia ovviamente è un onore, non l'avevo mai indossata. E niente, arrivo dalla Primavera, questo è un campionato molto difficile, devo ancora ambientarmi, però sto dando tutto e quindi speriamo bene. Grazie Sergio. Grazie Sergio. L'anno scorso era con noi, con Cocco chiuderò, cioè prima di Cocco, cioè con l'ultimo presento che è con la maglia numero 17 Pierfrancesco Medde, il biondo. L'anno scorso avevamo un biondo, quest'anno abbiamo un altro biondo. Per Francesco, intanto dimmi perché questi capelli? Che schifo. No, una cosa così, volevo un po' cambiare look, dai. Bene, come hanno accolto questo look qui tutti coloro che sono... Ma volevano rasarmi tutti. Infatti avevo sentito diverse battute. Prego Francesco. Ti combineranno come steri praticamente. Domenica. No, abbiamo esordito praticamente a casa tua in queste prime giornate, credo che anche contro il Tempio non si giocherà al quadrivio, credo. No, questo ancora non lo sappiamo. Noi ci speriamo tanto. Ci speriamo tanto, siamo ancora lì che attendiamo davvero un ritorno a casa. Per adesso abbiamo giocato nel tuo paese alla presenza del calciatore più illustre, non solo di Oliene, insomma. L'emozione anche di aver avuto questo ospite nella partita di domenica scorsa. No, ero molto emozionata a giocare di nuovo a casa mia, ovviamente con una nuova maglia e soprattutto sono felice del risultato perché dobbiamo solo pensare a vincere, come la partita di domenica che ci stiamo preparando tutta la settimana e niente. Andiamo a vincere contro il Tempio e speriamo di giocare a Nuoro questa volta. Bene, determinato per Francesco, sempre lo è stato. Grazie per Francesco. Allora io do una comunicazione di servizio, voglio l'urlo, si giocherà al quadrivio. E siamo tutti felici, grazie a chi si è adoperato. Si torna a casa. Grazie a chi si è adoperato, veramente al comune, al questore, al prefetto, tutti quanti che hanno lavorato per questa cosa. Quindi io li ringrazio a nome di tutta la società. Ora lui è il capitano, non so fino a oggi, poi non lo so se domenica ancora sarà con noi, perché Fabio Cocco è un discolo e quindi con la maglia numero 10, che non mi piace per niente il numero perché è un altro romanista, Fabio Cocco. Purtroppo tutti a me siete capitati, tutti a me. Fabio, ricominciamo. E che ci avete intenzione di fare? Chiedo l'aiuto dal pubblico, cosa devo rispondere? Da casa. Da casa. Ripeto, tu eri insieme a Alessandro Steri il mio psicologo. Adesso quest'anno me lo promettete? No, bene.
No, mi devono promettere una cosa, che arriveremo di arrivare all'ultima partita con 6 punti di vantaggio. Così è pesante. Ok. Così è pesante. Ma è una gioia, come si dice, ma è una gioia. Prego. Però l'anno scorso ci eravamo lasciati con una promessa che è stata mantenuta, adesso per quanto ti riguarda ci lasciamo con il sogno, perché comunque Fabio Cocco con la maglia della Nuorese la Serie D non l'ha mai vista ed è stato un grande rammarico. Quest'anno c'è una grande occasione, la concorrenza è quella che è, la conosciamo, però insomma l'anno scorso ci siamo lasciati con la promessa, quest'anno magari con il sogno. È un sogno che io rincorro da tanti anni, ci sono arrivato vicino e purtroppo vabbè sappiamo com'è andata, ma sicuramente siamo sempre aggrappati, la Nuorese è sempre aggrappata a questa categoria che secondo me è quella ideale anche per la città, insomma, inseguire la Serie D è sempre stato un obiettivo, quindi sicuramente è un sogno che vorremmo raggiungere, non so se arriverà subito, sarebbe bellissimo, però ci sono anche gli altri, la cosa importante è mantenere i piedi per terra perché il campionato sarà molto difficile, pieno di insidie, però quello che possiamo promettere è che ce la metteremo tutta per vincere, per scendere in campo e vincere tutte le partite, questa è l'unica cosa che possiamo promettere. Grazie Fabio. Bravo. Allora, noi abbiamo concluso, Francesco, però io intanto chiedo a tutti i calciatori di rimanere qui sul palco perché dobbiamo fare le foto, poi dico anche al pubblico che se vogliono fare la foto con la squadra, la coppa, lo possono fare, quindi saranno qui fino a mezzanotte e mezza, l'una, a vostra disposizione. Mi guardano malissimo e io vi saluto, vi ringrazio, vi aspetto tutti allo stadio e vi invito a far parte della nostra grande famiglia. Forza Nuorese e forza Nuoro. Grazie a tutti. Vi Buonasera. aspettiamo allo Stadio Froghieri per Nuorese Tempio. Tutti quelli che non potranno venire allo stadio potranno seguirci su Directa Sport Live TV. Un grazie a Mauro Farris che ha curato le immagini e la regia. E che concludiamo qui questa diretta, adesso tutti a fare le foto con la squadra. Sì, Grazie tutti. di tutto.